Vaiolo delle Scimmie, nel Veneto orientale, un operatore sanitario rientrato da poco dalle ferie, tracciate una quarantina di persone. Servono 500 persone in più, così non si può andare avanti. A dirlo è Ivano Traverso della CISL Trasporti, commentando il caos all'aeroporto Marco Polo delle ultime settimane. Movida estiva con rissa e atti vandalici a Dolo, sono sempre di più coinvolti i giovanissimi. Il sindaco Naletto ha intensificato i controlli, ma i giovani vanno educati. I lavori di installazione delle barriere mobili, provvisorie e rimovibili in vetro per salvare la Basilica di San Marco in caso di alta marea continueranno anche nel mese di agosto. Festa del Redentore, il Comune ha emanato un divieto di vendita di bevande da asporto e bottiglie di vetro a partire dalle 19 di sabato. Abbiamo incontrato Sara Pilla, la gondoliera 22enne che sogna di vincere la corona di Miss Italia e ha già passato la prima selezione. Le donne possono fare tutto, ha detto. C'è attesa in città per la Festa del Redentore, mancano poche ore all'inaugurazione del ponte di barche che collegherà per 3 giorni la fondamenta delle Zattere con la Giudecca. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali. C'è stato dunque il primo caso di vaiolo delle scimmie registrato nel Veneto orientale. Si tratta di un operatore sanitario che opera nell'ULSS 4. Diagnosticato il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Veneto orientale, si tratta di un operatore sanitario dell'ULSS 4 che al rientro dalle ferie aveva manifestato sintomi lievi della malattia. Il successivo test ha confermato il contagio. Il Dipartimento di Prevenzione ha rintracciato una quarantina di persone che sono venute a contatto con l'operatore, le quali però stanno tutte bene. In via precauzionale è stato tuttavia deciso che verranno monitorate nei prossimi 20 giorni per rilevare eventuali comparse di sintomi derivati dal contagio. I primi 3 casi di vaiolo delle scimmie in provincia di Venezia si erano riscontrati nell'ULSS 3 2 settimane fa e le persone contagiate erano state ricoverate all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Torniamo a parlare del caos all'aeroporto Marco Polo con la voce del sindacato questa volta. All'appello dicono mancano 500 persone da assumere. Siamo a un 30% in meno, un 30% che grava sui lavoratori che ogni giorno tentano di dare un servizio di qualità in sicurezza. Servono circa 500 persone in più, servono con contratti di lavoro a lungo termine e con una paga dignitosa. Questo è quello che stiamo cercando di oramai di far capire alle aziende. Speriamo di riuscirci. Il problema della mancanza di personale all'aeroporto Marco Polo, anche causa contagi Covid, è tra le motivazioni principali del caos che si sta verificando nelle ultime settimane e che lo stesso presidente di Save Enrico Marchi ha riconosciuto, ribadendo però che si sta facendo il possibile per fronteggiare questi disagi. Il sindacato da tempo segnala le difficoltà legate alla mancanza di personale, con proteste e scioperi anche in tempi non sospetti, e non ha intenzione di mollare. Abbiamo in programma degli scioperi se non verremo ascoltati su alcuni temi che noi riteniamo centrali. Ne abbiamo fatto uno il 25 di giugno, ne faremo un altro a settembre. Speriamo che questo tempo serva per fare dei ragionamenti e per trovare delle soluzioni. Movida estiva fin troppo vivace a Dolo, sono sempre più spesso coinvolti i giovanissimi. Ecco la risposta del sindaco e del presidente di Confcommercio della Riviera del Brenta. Una movida estiva vivace sta contraddistinguendo la città di Dolo. Schiamazzi, rumori e vandalismi in pieno centro cittadino e coinvolti sono maggiormente i giovanissimi. Commercianti e residenti preoccupati chiedono l'intervento immediato del comune e sentiamo cosa ci dice il sindaco.
Noi abbiamo già da qualche settimana un'attività di presidio sul territorio da parte della nostra polizia locale, ancora di più intensificata, affinché ci sia chiaramente, anche visivamente, un presidio che definisca tutte le informazioni possibili, ma anche rappresenti un deterrente da un lato con un valore appunto educativo. E poi da parte di tutti i sindaci la volontà anche di intervenire con l'estrema ratio. E se il Comune sta intensificando i controlli da parte della polizia locale in coordinamento con i carabinieri, interviene anche il presidente di Confcommercio che chiede che le regole vengano rispettate. I giovani molto probabilmente non si rendono ben conto degli effetti che può avere l'abuso dell'alcol e facendo sistema risolveremo il problema. Mi permetto di ricordare a riguardo che circa 6 mesi, un anno fa, Confcommercio Nazionale e l'Associazione Nazionale Magistrati hanno affrontato il tema e hanno stipulato un protocollo d'intesa che si chiama Bevi responsabilmente, che affronta in maniera intelligente questi problemi. Bisogna raggiungere un equilibrio senza introdurre ulteriori restrizioni, così ribadisce il presidente di Confcommercio, il quale insiste sull'importanza di informare giovani e famiglie e sensibilizzare le imprese circa i rischi e le responsabilità legate alla vendita di alcolici. Ribadiamo, va posta attenzione a tutti i diritti in gioco e uniti, affrontando con coesione il problema, secondo noi si risolve, ma comunque non con nuove restrizioni, ci sono già le norme, basta applicarle. Apriamo ora una finestra sulla politica nazionale perché malgrado il governo abbia ottenuto la fiducia nel pomeriggio, il Movimento 5 Stelle si è sfilato ed è di questi minuti l'annuncio del Premier Draghi che questa sera rassegnerà le sue dimissioni al capo dello Stato e mercoledì si presenterà in Parlamento per comunicazioni. La maggioranza non c'è più, è venuto meno il patto di fiducia, così il Premier Draghi. Noi vi proponiamo le parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per commentare quello che è accaduto un po' in queste ultime ore. Chiunque farà cadere questo governo se ne assumerà la responsabilità, ha detto oggi il sindaco. Sentiamolo. Chiunque metterà in crisi questo governo, chiunque se ne assumerà la responsabilità di fronte agli italiani. È una cosa gravissima, gravissima. Questo vuol fare il capo politico, non so di cosa, e siccome gli parlamentari gli dicono che non va bene, lui si adatta. Ma chi l'ha trovato i fondi del PNR? Cioè non è che gli italiani possiamo scherzare così. Abbiamo un autunno che sarà pesantissimo, tra il taglio del gas, l'energia elettrica, la gente che dovrà chiudere le fabbriche probabilmente se andiamo avanti in questo modo, devono esserci i fondi messi a terra, ci sono le riforme da fare e tu cosa fai? Decidi di uscire dall'aula, fai i bizantinismi per poi dire ma io non ho votato la sfiducia, però se rimandi alla Camera o al Senato, no, non è mica un paese dei burattini, ma che figura ci facciamo con l'Europa? Si vergognano e chiunque gli va dietro e chiunque comincerà a dire se vanno via loro vado via anch'io, chiunque farà questo si assume la responsabilità, spero davanti agli italiani. A tutti quelli che non vanno a votare dico tornate a votare stavolta e dategli un'andata perché se la meritano proprio. Così dunque chiarissimo il messaggio del sindaco Brugnaro e naturalmente staremo a vedere come evolverà la situazione. Andiamo avanti, parliamo della Basilica di San Marco perché i lavori di installazione delle barriere mobili, provvisorie e rimovibili in vetro per salvare la Basilica in caso di alta marea continueranno anche nel mese di agosto. Dopo un lungo percorso ad ostacoli costellato da tante e tante difficoltà, arrivano segnali positivi dal cantiere in cui operai e maestranze anche nel mese di agosto continueranno a lavorare alacremente per fare in modo che entro settembre si concludano davvero i lavori con l'installazione delle barriere mobili provvisorie e rimovibili in vetro che dovranno salvare la Basilica di San Marco dall'alta marea, anche nel caso in cui in piazza San Marco ci sia acqua alta. Purtroppo dobbiamo registrare che anche in questi giorni abbiamo dei problemi molto seri, però vedere che si lavora in maniera molto più forte di prima è un dato di soddisfazione. Quindi ringraziamo le ditte che stanno facendo questo lavoro, ringraziamo le autorità che hanno consentito che questo si possa concretizzare e più ancora vorremmo in maniera totale poterci incontrare in Basilica e constatare che si è finito questo transitorio periodo che mette in sicurezza la Basilica. La preparazione della base sulla quale dovranno essere inserite e innestate le grandi lastre
che formeranno poi la barriera, è già finita dalla parte della piazzetta dei Leoncini. Ora si dovrà passare a quella davanti alla piazza. Poi però ci sarà il momento più delicato e anche bello dal punto di vista scenografico da vedere, cioè l'inserimento delle lastre. Avere poi la possibilità che il Mose da una parte e la sopraelevazione dell'isola ci metta al sicuro per adesso e per domani. Per adesso registriamo che un passo si sta definitivamente portare a compimento e quindi ringraziamo quelli che ci stanno lavorando e ci auguriamo che sia finito presto e sia finito bene. Come abbiamo sempre lamentato quando la cosa non era avviata bene, adesso diciamo ci pare che sia avviata bene. Scuola, è già tempo di parlare del nuovo anno scolastico perché con il flop dei concorsi saranno poche le nomine in ruolo, lo dice la dirigente regionale Carmela Palumbo. Siamo in ritardo, dice, rispetto allo scorso anno. Sicuramente dai concorsi non abbiamo però avuto l'apporto che speravamo in termini di persone che possiamo effettivamente assumere il ruolo, quindi credo che anche quest'anno, ahimè, non esauriremo completamente il contingente che sarà a nostra disposizione, ma riusciremo a fare una metà probabilmente delle nomine in ruolo. I 2/3 delle nomine in ruolo programmate sarebbe già un buon traguardo. Il Veneto potrebbe quest'anno purtroppo fermarsi soltanto alla metà. Non hanno dato esito sperato i concorsi, secondo Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Oltre i quesiti sbagliati, le modalità erano eccessivamente selettive. Una modalità molto, come dire, stile taglione, no? Ecco, che ha escluso molti partecipanti dalla possibilità, insomma, di entrare in ruolo, quindi diciamo non avremo, soprattutto sulle STEM, sulle materie scientifiche, un numero consistente di persone da mettere in ruolo. E sul sostegno rimane il problema cronico comunque del scarso numero di abilitati. Resta dunque alto il tasso del numero dei precari del mondo della scuola, che anche quest'anno dovrà sopperire alla fragilità del sistema con le supplenze per garantire il diritto allo studio ai ragazzi. Il sistema di reclutamento, per quanti sforzi si facciano, non è stato ancora messo a fuoco come sistema efficiente che possa garantire a tutti i territori, a un territorio come il nostro che insomma storicamente ha parecchio precariato, di colmare una volta per tutte questo gap. Purtroppo anche quest'anno il sistema non avrà quegli standard di efficacia che ci potevamo aspettare, insomma, ecco, visto il numero elevato anche di procedure che abbiamo messo in atto. Il Ministero oggi ha riferito del relativo ritardo con cui sarà comunicato il contingente delle nomine in ruolo. Lo scorso anno in questo periodo le nomine erano già state avviate. Garantisce Palumbo che nessuna classe resterà senza insegnanti, che rimarranno però ancora per la maggior parte precari. Voltiamo pagina, abbiamo incontrato Sara Pilla, la gondoliera 22enne che sogna di vincere la corona di Miss Italia e ha già passato la prima selezione. Conosciamola meglio. 3 passioni, il canto, la gondola e le sfilate, in un concentrato di semplicità e bellezza tutta veneziana. Sara Pilla, 22 anni, è gondoliera di professione, figlia d'arte, ma il suo sogno è quello di conquistare la corona di Miss Italia e ha già passato una prima selezione. Un sogno enorme, grandissimo, sarebbe di vincere appunto Miss Italia. Ovviamente sarei felicissima di arrivare in finale con il titolo di Miss Veneto, perché vorrei portare alto il nome delle donne, grazie anche alla gondola, per far vedere che possiamo fare qualsiasi cosa. E infatti Sara ha superato l'esame da gondoliera a febbraio 2021, è una delle 5 donne ad aver ottenuto la licenza a Venezia, ancora troppo poche. Sono una delle ultime 3 che siamo entrate a febbraio con l'ultimo bando e ne sono estremamente orgogliosa. Per me è veramente importante far vedere che la donna può fare qualsiasi cosa. Quindi mi sento di avere anche una responsabilità grande insieme alle mie compagne. Fin da quando sono piccola vogo, perché approfittavamo per stare un po' di tempo insieme, e comunque è una passione che si trasmette ancora dal bisnonno che lavorava per le casate veneziane. Una grande soddisfazione per la famiglia e papà Fabio. Orgoglioso, sì, molto orgoglioso, grande soddisfazione. Adesso avanti
e speriamo che le cose vadano per la strada giusta. Forza, sempre avanti, sempre. Mi tolgono curiosità. Allora, Sara, così bella, passa questa selezione, adesso anche gondoliera, canta, quindi una bellissima voce. Da chi ha preso questa ragazza? Guardi, sinceramente non lo so. Io qualche volta canto, ma non sono un professionista. Ci provo magari con i clienti per farli contenti, ma non mi ritengo un professionista. Ci provo, cerco di accontentare tutti quando vengono a fare un giro in gondola. E è bella come la mamma o come il papà? Questo non lo so, penso sia un mix. Diplomata al liceo Marco Polo, Sara non è fidanzata, non c'è ancora la persona giusta, dice. Del resto è impegnatissima a seguire le sue passioni, tra cui la musica, dagli strumenti al canto. Hai presente quando hai voglia di andar via ma poi alla fine dici resto? Quando ripeti una parola così tante volte che non ha più un senso. Gondolieri che saranno protagonisti di questo weekend, un weekend clou per il turismo in centro storico a Venezia. La città è piena e si prepara un quasi tutto esaurito negli hotel in laguna. È davvero un'ottima stagione sul fronte degli arrivi in città. Gli albergatori fanno il punto e pur non nascondendo i problemi che si affacciano dietro l'angolo, il bilancio, dicono, è positivo. Venezia entra in un fine settimana clou per il turismo estivo in città. Tra Cagli e Campielli, già ora, la città è presa in un pacifico assalto. Ci prepariamo a Redentore, ci prepariamo a un Redentore molto felice. Sono tornati i flussi di altri tempi, del Priante 2019. Abbiamo avuto un periodo da aprile fino sostanzialmente ad ora di grandissimo rilievo, presenze massicce, potrei dire qua vicino quasi sempre al quasi tutto esaurito, con prezzi abbastanza buoni. Certo, le imprese escono da 2 anni di crisi feroce, però devo dire la verità che le imprese in questo momento stanno cercando di rialzarsi. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, però avverte che la situazione non è in discesa, ma intanto il momento d'oro va goduto a pieno. Ora si aggiunge il problema dell'aumento dei costi, è un aumento dei costi esponenziale che tutti noi stiamo sperimentando anche come cittadini. Siamo di fronte a un'inflazione galoppante e un aumento dei costi dell'energia, del gas, che pesano fortemente sul settore alberghiero. Poi abbiamo questo grandissimo problema del non trovare personale e la cosa si spiega in più maniere, nel senso che molte persone hanno cambiato completamente tipo di lavoro durante la pandemia e hanno deciso di transitare dal mondo del turismo ad altri settori. Insomma, chi si accontenta gode. Questo il messaggio nel momento clou dell'estate. Intanto accontentiamoci, i problemi ci sono, li ho elencati tutti, però intanto sorridiamo perché vediamo che sono tornati i turisti. Certo, rimane questa incognita del Covid, rimane l'incognita dell'autunno, però intanto godiamoci questo momento. Abbiamo imparato col coronavirus ad apprezzare i momenti belli. E in vista dei festeggiamenti del Redentore, che richiamerà decine di migliaia di persone nell'area del bacino di San Marco, il Comune di Venezia ha emanato un divieto di vendita di bevande da asporto a partire dalle 19 di sabato, valido fino alle 3 di domenica 17 luglio. Un divieto volto a prevenire eventuali pericoli per l'incolumità pubblica a favore della sicurezza urbana. L'ordinanza del sindaco Brugnaro serve a limitare il consumo di alcolici e contemporaneamente la diffusione di bottiglie in vetro durante l'evento. Festa del Redentore dunque, per la quale c'è grande attesa in città. Mancano poche ore all'inaugurazione del ponte di barche che collegherà per 3 giorni la fondamenta delle Zattere con la Giudecca. Venezia si prepara a vivere una delle feste più sentite dell'anno. Domenica sera il pontificale del Patriarca che si concluderà con la benedizione alla città. Mancano poche ore e poi, con l'inaugurazione del ponte votivo che domani sera alle 20 alla presenza del sindaco, patriarca e prefetto verrà aperto, si darà ufficialmente il via a Venezia alla festa del Redentore, una delle serate più attese e amate in città, la festa più sentita insieme a quella della Madonna della Salute dai veneziani. Da venerdì si potrà attraversare il ponte, quindi i fedeli e i cittadini e gli ospiti della città
possono andare alla Giudecca tramite il Ponte do Tiro tutto sabato e tutta domenica, e c'è grande attesa per lo spettacolo pirotecnico di sabato 16 luglio alle ore 23:30 in Bacino di San Marco. Dal 2017 le normative sull'organizzazione degli eventi prevedono il contingentamento delle zone in cui si tendono gli spettacoli, questo per avere il pubblico in sicurezza, e dall'anno scorso abbiamo introdotto quindi un sistema di prenotazione. Ci sono ancora posti per assistere allo spettacolo dei fuochi e la possibilità di prenotarsi. Oggi è ancora possibile prenotare lungo le rive, così come è possibile prenotare il proprio posto in barca. Quest'anno il ritorno anche dei fuochi periferici, avremo fuochi anche a Pellestrina, ad Asseggiano, a Malcontenta e a Favaro, e ovviamente il grande spettacolo nel bacino. Nel bacino di San Marco 40 minuti di fuochi. E dopo la notte dei fuochi, sabato sera, domenica, festa del Redentore, il gran finale. Alle 19 il pontificale, presieduto dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, seguito dalla benedizione alla città che il patriarca impartirà dalla scalinata della Basilica Palladiana. Il programma poi continua domenica con la tradizionale regate del Redentore, molto suggestive e visibili lungo le fondamenta della Giudecca, e alle 19 la Santa Messa del Redentore con il patriarca Francesco Moraglia. Con questo importante programma noi chiudiamo, grazie per averci seguito, tra poco l'edizione di Treviso, ora il meteo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Dominio dell'anticiclone africano, bel tempo prevalente con clima caldo, valori molto elevati e ancora sopra le medie stagionali. Vediamo il dettaglio di venerdì 15 luglio. Sul Veneto cielo sereno o velato, in montagna un po' di variabilità con ampi spazi di sereno, specie fino alle ore centrali. Nubi sparse in seguito associate sulle Dolomiti ad alcuni rovesci temporaleschi. Temperature come detto in aumento, le minime saranno comprese tra i 17 e i 24 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole e cielo limpido. Nel pomeriggio sui monti possibilità di locali precipitazioni. Temperature minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, massime invece sui 32-36 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento e non sono attese piogge degne di nota. Le temperature minime saranno comprese tra i 19 e i 21 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 36 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.